13ª giornata del campionato di prima categoria, un Ferdinando Taviani tirato a lucido è pronto a ospitare il big match tra due pretendenti a un posto per i playoff. Il Figempa in divisa bianco-verde, forte della sua imbattibilità casalinga, darà il massimo per dare filo da torcere al Ponte X, una delle formazioni più in salute del girone e che non conosce la sconfitta da ben 4 partite. Il signor Spigno della sezione di Genova porta il fischietto alla bocca e apriamo la nostra sintesi al 15°. Dopo una fase di studio sono gli ospiti a trovare coraggio con la verticalizzazione di Panetta per Grezzi, che supera la difesa, si accentra e tenta il tiro defilato. Nulla da fare perché la sfera colpisce l'esterno della rete. Gli ospiti non mollano e una nuova occasione arriva al minuto 27. Willy De Fazio scodella in mezzo, ma ciò sovrasta due difensori e si divora il gol mandando alto di un non nulla. L'area della Figempa è sempre sotto assedio e il possibile assist man è sempre De Fazio. La sua punizione viene deviata di petto da Bernardeschi, ma l'arbitro è in linea e sicuro della posizione di offside del Granata, invalida la rete. Tutto da rifare. La tenacia dei ragazzi di Ponte Decimo è premiata perché quando il cronometro segna il 41°, gli Amaranto trovano la via del gol. Sponda del solito De Fazio di testa, Grezzi apre sulla destra per un lanciatissimo Lipardi che tutto solo trafigge Guerrini con un destro di potenza e regala ai suoi il vantaggio. Poco prima del riposo i padroni di casa provano a tirare una zampata con questo cross di Capitan Savona. Il pressing sul giovane Cazzullo però è asfissiante e la conclusione del biancoverde è imprecisa. Si torna così negli spogliatoi, ma grazie alle immagini e al montaggio del nostro Enrico Figus passiamo alla ripresa. Nonostante la Figempa sembri più propositiva, sono sempre gli ospiti a rendersi concreti in più occasioni. Al 23° Grezzi serve perfettamente Panetta, il quale però si coordina male e sbaglia tutto. Una manciata di secondi dopo è sempre Grezzi a rendersi protagonista con una galoppata sulla fascia. Il numero 7 brucia gli avversari in velocità, batte Guerrini, ma il suo rasoterra si stampa sull'angolino basso del palo. La partita si sta infiammando in questi minuti finali e i biancoverdi provano a dire la loro con l'azione personale di Cazzullo, ma il suo destro dal limite è una telefonata e Di Moro blocca agevolmente. La squadra di mister Novella gioca tutte le sue carte e una buona occasione potrebbe nascere da questa punizione da zona interessante conquistata da Repetto. È lo stesso numero 10 a incaricarsi della battuta, ma il locale calibra male il tiro e la sfera rischia di raggiungere gli spalti. Il match non è ancora finito e Granata fanno la voce grossa con questo filtrante di Bernardeschi che facilita l'inserimento di Grezzi sulla fascia. L'assist man della giornata spara nel mezzo per Gatti. Il tapin di piatto del neoentrato supera Guerrini e porta a quota 2 le marcature degli ospiti. Siamo entrati pienamente nei minuti di recupero e i padroni di casa provano almeno a realizzare il gol della bandiera. È Repeta a provarci dalla lunga distanza di destro, ma Di Moro sale in cattedra e con i suoi guantoni blinda il risultato su 2-0. Prestazione fumosa della Figempa che oggi ha avuto a che fare con gli infortuni di Cozza e Ferrari. Il Ponte X nella prossima giornata sfiderà la Prorecco e dovrà fare a meno del capocannoniere, anzi dello scoremaker Willy De Fazio per diffida.